Ciliano con il nostro Stefano Paggioro, grazie Stefano, con sua moglie, la signora Dorina. Signori, Jenny, maestro Vincenzo, grazie, non sono dimenticati lassù, è perché abbiamo pensato di aprire con Te voglio bene assai, ma quanto è bella questa canzone, maestro. E quella chitarra che lei suona? Beh, quella chitarra che io suono è la chitarra del maestro Fausto Ciliano, che è una delle prime chitarre che io ho avuto in dono, questo privilegio dal maestro, una Pietro Gallinotti del 1952, con la quale il maestro ha praticamente partecipato a tutte le trasmissioni televisive degli anni 50 e fatto i principali... Lui suonava su quella chitarra? Sì, è proprio questa, è quella lì. È proprio questo, guardatela bene, ci pensa il nostro Sì, infatti è sempre emozionante suonarla, è troppo... Ma certo, poi abbiamo... Eccola. È questa qui? Sì, quella nella foto, sì. Guardate, la chitarra che state vedendo in questo momento perfettamente ripresa e raccontata è quella tutte le di foto. In tutte le foto queste dell'inizio. Signora Dorina, lei taglia come la lama di un coltello giapponese, lei proprio arriva ed è precisissima, precisissima. Te voglio bene assai, Stefano, arrivo subito da te. Quando il maestro non sentiva più le sue mani correre sulla chitarra come un tempo, lei era lì. Sì. E questo è sempre non è un passaggio di testimone, però è una responsabilità, no? È una cosa bella, importante. Sì. Diciamo che questo incontro è stato abbastanza casuale, poiché io ho fatto i miei studi con il maestro Edoardo Caliendo, che è stato l'autore dell'antologia della canzone classica napoletana con Roberto Murolo. Ne sentivo sempre parlare di Fausto Ciliano in classe, in conservatorio. E così poi da più grande ho avuto modo di inviargli un mio video, un mio arrangiamento di un brano, ma così, senza pretese, così. Lo faccio tanto per. Sì, tanto per, così. E invece lui mi rispose e di lì poi è nato un rapporto. Di lì è nato Gianluca Marino, straordinario musicista, perché poi queste cose sono tenuta a dirle io, se no, prima che te le dicano loro, perché ci sono le mongolfiere e ci sono le persone che invece vanno, come dire, solleticate nella loro bravura. Fausto Ciliano, Ennio Morricone. Maestro Gelli Avorio con la sua voce stupenda, il maestro Vincenzo Napolitano al pianoforte. Per ricordare Giulietta Sacco ringrazio ovviamente il maestro Marino, Gianluca Marino, perché a lui affidiamo questa chiusura, e io e la signora Dorina Reto Ciliano ce l'ascoltiamo così, strette strette. Grazie a tutti, signori. Una voce, una chitarra, io pochi luna, e che fu più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parole dolci per una innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare. Una voce, una chitarra e pochi luna, è come dolce che sta serenata. Avvocato e s'accosta più vicina, e tu da stringi a me più appassionata. Con una chitarra e non fali le voci, con te vicina canta e so felice. Amore, non posso più scordarmi te. Grazie a tutti, signori. Questa è l'ora solare, me la cantava al telefono Fausto Ciliano, questa canzone.
tutti. Adesso la posso sporcare.